partiamo dall'ultima azione al 49esimo. Rivedremo certamente le immagini, però è parso a più di uno che il fuorigioco non ci fosse. No, anche a loro che erano in linea mi hanno detto vabbè, che non era fuori gioco, ma così è andata la partita. E devo anche ritenermi fortunato che abbiamo pareggiato alla fine dopo numerose occasioni sbagliate nel primo tempo, perché se siamo più esperte e più concrete la partita va chiusa cioè fine primo tempo andrebbe chiusa. Dopo è ovvio che noi abbiamo giocato 45 minuti, penso, il primo tempo con agonismo, velocità, abbiamo messo in campo tutto quello che dovevamo dare e purtroppo la legge chi sbaglia paga ha toccato a noi oggi. Dobbiamo diventare un po' più ciniche, soprattutto sotto porta, perché è inammissibile sbagliare quei gol, soprattutto nel primo tempo. Vabbè, è ovvio che loro hanno giocato anche loro il secondo tempo, hanno avuto delle occasioni anche loro, ci hanno messo un po' sotto e dopo alla fine siamo stati anche bravi a pareggiare. Peccato per l'ultima azione che era il 4-3 allo scadere, peccato. Sarebbe stata l'apoteosi di una partita che si può dire che bellissima, perché sì, il Vittorio Veneto è partito veramente molto forte nel primo tempo, poi magari una disattenzione in più che è costata il pareggio e il vantaggio loro, la gestione comunque anche da parte di Da Ros di tutto il momento finale è stata emblematica. Sì, come ho detto prima, noi abbiamo fatto il primo tempo, abbiamo fatto penso 45 minuti a tutta e abbiamo sbagliato parecchi gol. Dopo nel secondo tempo sono usciti loro che hanno avuto anche delle occasioni comunque. Sì, è stata una bellissima partita, soprattutto nel finale dove c'era un gol ogni 5 minuti penso e in più il gol annullato alla fine che valeva la vittoria. Peccato. 7 giornate al termine, le prossime due San Zaccaria e Fiorentina in casa. Beh, intanto andiamo a San Zaccaria fra 8 giorni perché giochiamo domenica e là ci metteremo tutto l'impegno come oggi e magari curando un po' più l'aspetto dei tiri in porta, sotto rete, insomma, diciamo. E non sarà una partita facile, comunque proviamo ad andare a San Zaccaria per fare dei punti perché abbiamo assolutamente bisogno. Dopo staremo fermo un mese per le nazionali e là recupereremo le forze per fare le ultime partite a 1000 come andranno fatte, insomma. Grazie mister. Grazie e buonasera a tutti. Francesca, prima doppietta in Serie A per te, oggi ne eri il capitano di questa squadra, in questa partita contro il Luserna, scontro salvezza, una partita che non finiva più. Sì, è stata una partita veramente combattuta fino all'ultimo minuto e diciamo che visto l'andazzo della partita il pareggio ci è andato bene. Peccato perché il primo tempo secondo me avevamo occasione sì, per far più di un gol e magari sistemarla già al primo tempo. Si è riusciti comunque a portar via un punto e direi che insomma va bene così. Ha segnato anche Adriano De Martin, il suo primo gol in Serie A. Comunque Margherita Zanon aveva detto proprio una gara da non perdere oggi, in virtù del fatto che fosse uno scontro diretto. Sì, intanto sono contentissima per Adri perché oltre ad essere una mia grande amica so quanto soffriva per non riuscire a far gol, anche perché fa un lavoro veramente utile alla squadra, quindi sono quasi più contenta per il suo gol che per i miei due, pur essendo i primi due, però sono veramente contenta per lei. Per quanto riguarda quello che ha detto Margherita, sì, era veramente una partita da non perdere, ma questo non vuol dire che l'abbiamo persa, perché noi ci abbiamo creduto fino all'ultimo e siamo state brave, penso, a non mollare mai, tant'è che al mio gol penso sia arrivato agli ultimi minuti, quasi il recupero. È arrivata Giorgia Cisotto, mi ha abbracciato e mi ha detto vuoi che ci proviamo fino alla fine? E gli ho detto sì, dai. Infatti l'ultimo abbiamo provato a buttare su tutti i palloni perché lei ne aveva ancora sulle gambe e non è arrivato il gol del 4-3, ma cioè, voglio dire, ci sta, insomma, dai. O meglio, magari è arrivato, vedremo le immagini ed è stato annullato. Non sappiamo e non possiamo quantificare se fosse fuori gioco o meno. Comunque resta il fatto che ci avete creduto fino alla fine. Sì, parlando dopo con le ragazze in spogliatoio è emerso che Ponte era in fuorigioco e Zandomenichi ha detto appunto disinteressati del pallone, Ponte si è fermata, Zandomenichi ha continuato e lei era in posizione regolare. Ora, le immagini magari parleranno, io non sto qui a dire che abbiamo perso la partita di sicuro.
Vedremo le immagini e dopo potremo solo incartarcela, ecco, se era gol perché ormai non si può più fare niente, però questo è un campanello che è un sinonimo di crederci fino alla fine. Penso che il mister non possa recriminarci niente oggi, almeno dal mio punto di vista, ecco. Grazie Francesca. Grazie a voi, buona serata. Siamo con Erika Moretti. Erika, hai portato il vantaggio per il 3-2 per il Luserna, poi però il Vittorio Veneto Caparbio ha raggiunto il 3-3. Comunque una partita, si può dire, dalle innumerevoli facce anche. Sì, abbiamo rimontato. Diciamo che a parer mio abbiamo un po' sprecato un tempo perché se fai 3 gol nella ripresa vuol dire che il primo tempo puoi giocarlo meglio rispetto a come abbiamo fatto. Un gol all'88esimo ci ha fatto assaporare, insomma, sei vicino alla fine, vuol dire che dovevamo difenderci quegli ultimi 4 minuti proprio come... cioè, non doveva passare nessuno, non potevamo prendere un gol del genere, purtroppo questo. Poi per carità, Vittorio Veneto bravissimo a non mollare fino alla fine, nulla da togliere. Però quando riesci a rimontare una partita così non puoi permetterti di prendere un gol al 92esimo, credo sia stato. Quindi c'è tanta amarezza per oggi. Comunque Capitan Bosi aveva detto proprio voglio una partita a cuore e grinta e l'avete anche dimostrato comunque. Sì, sì, l'abbiamo dimostrato. Siamo brave noi a incastrarci da sole, come dire, metterci in difficoltà da sole, siamo anche bravi a uscirne. Oggi abbiamo dimostrato. Resta il fatto che quando fai questo tipo di partite devi portarli a casa questi 3 punti. Poi per carità appunto servivano sia a loro che a noi sicuramente. Mm, Così non credo sia accontentato nessuno, specialmente quando poi analizzi un attimo la partita a freddo e vedi che c'è stata una terna che secondo me ha inciso parecchio, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista morale della partita. Ci siamo innervositi molto sia noi che loro e tante cose non sono servite alla partita stessa. Comunque nel complesso se guardi indietro un attimo, Roma ha 3 punti, oggi un punto, 4 punti in 2 partite, non è male. No, no, non è male. Il nostro dovere è quello di fare questo girone di ritorno fino alla fine, in modo tale da soprattutto arrivare a Bari, visto che la nostra ultima partita sarà a Bari, tranquille. Arriviamo lì, dobbiamo solo più giocarcela sapendo che ci siamo salvate e siamo tranquille. Però va bene, adesso abbiamo poi Riviera di Romagna in casa, se non erro, e quella è un'altra partita che dobbiamo giocarci all'inizio e alla fine, con tutte le qualità che abbiamo, col cuore e la grinta che abbiamo dimostrato oggi, perché quei 3 punti in casa nostra dobbiamo prenderli. Quindi nel complesso cosa salvi e cosa non salvi di oggi? E magari anche della tua prestazione. Allora, di oggi in generale salvo il fatto che ci siamo tirati su come squadra abbiamo reagito. Non salvo il fatto che, ripeto, in un primo tempo in cui attacchi poco, comunque mal organizzate, e il secondo fai 3 gol, c'è qualcosa che non torna, però riprendiamo le cose positive e poi andiamo avanti. Per quanto riguarda me, beh, io sono contenta sicuramente per il gol, è dato molto entusiasmo e spero di continuare a dare il mio aiuto a questa squadra. Grazie Erika, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Siamo con mister Tatiana Zorri, mister, una partita infinita oggi. Sì, sì, non finiva più, cioè, devo dire che primo tempo il Vittorio Veneto ha meritato alla grande, noi non siamo scese per niente in campo, eravamo timorose, avevamo paura di sbagliare, non so, la testa è rimasta nello spogliatoio. Però fino alla fine, credo al 49esimo, 48esimo, adesso non ricordo bene, non finiva più questa partita. Qualche errore secondo me arbitrale c'è stato sia da una parte che dall'altra, però devo dire che è stata una bella partita, una partita rispettosa anche in campo, quindi doveva finire così e va bene il pareggio. Bosi proprio aveva detto in settimana partita a cuore e grinta e combattuta proprio fino alla fine e così proprio è stato. Sì, sì, è stato così, ma soltanto 20 minuti del secondo tempo, quando abbiamo raggiunto il pareggio e siamo andati in vantaggio. Devo dire che la maggior parte hanno buttato sangue, cuore, grinta su tutti i palloni. Qualcuna deve ancora un po' crescere, ma noi paghiamo questo perché macchiamo di esperienza e convinzione. A 7 gare del termine cosa ci tiene a dire il vostro campionato? Che è ancora lì,
nel senso che adesso non so le altre come sono finite, però stando ai risultati del primo tempo che pareggiavano tutte, quindi siamo ancora lì, vediamo alla fine, sarà dura, molto molto dura, vedremo alla fine, faremo i conti e poi si vedrà. Grazie mister Zorri e buon rientro a Torino. Grazie a voi, in bocca al lupo.